protocollo d'intesa tra la diocesi di Agrigento e l'Ordine degli Architetti, consistente in cosa, Padre Pontillo? Continua la collaborazione tra l'Ordine degli Architetti e la Diocesi di Agrigento, un protocollo d'intesa firmato da Sua Eccellenza il Vescovo Alessandro Damiano e il Presidente dell'Ordine Architetto Rino Lamentola, per creare un metodo di lavoro, un monitoraggio di alcune strutture ecclesiastiche della città di Agrigento per capire come poter intervenire in caso di criticità, quindi avere la consapevolezza dello stato di fatto e poi per poi proseguire eventualmente su tutta la provincia, la Diocesi, con diversi passaggi anche sul patrimonio storico-artistico che dentro le chiese è contenuto, perché sappiamo che l'involucro, il monumento, la chiesa contiene all'interno beni di tutto rispetto e pertanto la conoscenza ci permetterà di poter dire come poter intervenire in caso di emergenza anche all'interno delle nostre strutture. Quindi un percorso che continua, la collaborazione che c'è in atto con quanti gli architetti collaborano con la nostra diocesi, ma in particolare con l'Ordine, nel promuovere e sensibilizzare la conoscenza del patrimonio e la consapevolezza sulla salubrità delle strutture che appartengono alla diocesi e che sono ogni giorno oggetto di attenzione per la gente che lì si reca a pregare. Presidente, un impegno già iniziato anni addietro che ora continua, ecco, un impegno importante anche per la salvaguardia di monumenti, diciamo, storici, sia da un punto di vista religioso che anche da un punto di vista di attrazione turistica. Sì, Monumentiamo è un progetto ambizioso, devo dire, che abbiamo voluto promuovere all'unisono con l'Arcidiocesi di Agrigento, in particolare con Sua Eccellenza l'arcivescovo Monsignor Damiano, con l'immancabile Don Giuseppe Pontillo. L'obiettivo è quello di alimentare una sorta di banca dati sulle condizioni di efficienza strutturale dei beni culturali ecclesiastici ricadenti sul territorio comunale agrigentino. Devo dire che c'è anche nel progetto, il progetto tende anche alla valorizzazione di questi monumenti anche come elemento di traino per il recupero, per un auspicato recupero del centro storico di Agrigento, che oggi langue nell'abbandono, nella inedia, devo dire nella fatiscenza. Il nostro centro storico merita la nostra attenzione per poter riconquistare l'antico ruolo di cuore pulsante della città. I rilievi sulla vulnerabilità sismica degli immobili che fanno parte del progetto saranno portati avanti dagli architetti del Dipartimento di Protezione Civile dell'Ordine, che sono adeguatamente formati in materia e che possono vantare una notevole esperienza in materia maturata sul territorio nazionale durante gli eventi che si sono succeduti negli ultimi 15 anni. Noi siamo stati sempre presenti sul territorio nazionale in emergenza. In ogni caso questi nostri colleghi, prima di procedere alla schedatura degli edifici, seguiranno a settembre un corso di aggiornamento specifico per la compilazione della scheda, che poi è la scheda tipo che è stata condivisa a livello nazionale dal Dipartimento di Protezione Civile e dalla MIBACT. Chiudo manifestando grande orgoglio che ancora una volta l'Ordine degli Architetti riesce a dare un proprio contributo tecnico-scientifico a vantaggio della collettività.